Eccoci qua al nuovo video. Allora, questa volta andremo a Monteberico, Vicenza. Questo video non è proprio nuovissimo, l'ho registrato praticamente prima di iniziare con YouTube, però mi piace molto, mi piace il percorso e volevo farvelo vedere. Pensavo di fare tutto l'audio praticamente per incorporare al video, però non mi piace l'idea, perciò andremo avanti con video e qualche commento che aggiungerò insomma durante. Per iniziare, se non siete ancora iscritti, qua sotto trovate la scritta iscriviti rossa, premete la campanellina e mettete un like se vi piacerà il video. Spero che vi sarà utile per una prossima passeggiata. Dai, state con me. E da qua parte la passeggiata. Praticamente ho parcheggiato 500 metri prima in viale 10 giugno, poi dall'Arco delle Scalette si parte e si va su per le famose scalette, famose scale, sono 192 in totale. Diciamo una piccola sfida per iniziare la salita. Una volta su, il resto del percorso è abbastanza tranquillo. Qui vediamo un bellissimo panorama sulla città di Vicenza. Ecco qua i portici. Praticamente i portici partono da giù dove abbiamo parcheggiato e arrivano fino a su, fino al santuario. Un piccolo break per i panini e si prosegue avanti. E questo è il santuario della Madonna. Praticamente sulla destra trovate la terrazza che guarda praticamente sulla città di Vicenza. Proseguendo avanti, praticamente lasciando il santuario alla vostra sinistra, dopo circa un chilometro e due, trovate il museo storico del Risorgimento e della Resistenza. Molto carino da vedere, neanche piccolo, diciamo che è abbastanza piacevole. Quando siamo andati noi l'entrata era gratuita, in questo momento sinceramente non lo so. Prima di andare dentro il museo praticamente c'è come nel giardino del museo c'è tutto il sentiero in mezzo alla natura, molto bello, abbastanza breve ma molto carino. Spero di avervi ispirato per una gita cittadina, oppure anche se siete da fuori da un'altra città, è molto bello come percorso. Vicenza è una città bellissima, venite, fateci un giro. Alla fine del video vi lascio le varie mappe e punti di riferimento e se non l'ho detto prima il parcheggio è a pagamento.
fatemi sapere se il video vi è piaciuto, mettete un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo al prossimo video.